Premetto che poi all'esito della discussione depositerò la discussione scritta con gli allegati a cui farò riferimento. Ma gli allegati sono in atti? Sì, assolutamente sì. Sono le trascrizioni delle intercettazioni. Vabbè, ma quelle ce l'abbiamo, avvocato. Vabbè, io per comodità del Tribunale ho fatto questa, diciamo. Ok. Se no li levo, insomma. Allora. È indifferente, perché onestamente devo dire, vado a guardare le trascrizioni, noi andiamo a guardare le trascrizioni, cioè, anche per una questione di comodità abbiamo. Comunque, come preferisce, tanto saranno le stesse. Via. Vabbè, assolutamente. Assolutamente. Okay. Allora, dunque, signor Presidente, signori giudici del Collegio, dunque, Misso risponde secondo quanto indicato nei capi di imputazione, appunto, di questi 3 capi di imputazione. Capo 1, partecipe associazione di cui al 4° livello, piazza di spaccio Ostia Centro, avente funzione di sostegno logistico in relazione alla custodia di armi e altri strumenti autorubata prodromici al compimento dei reati. Capo 1. Capo 33, in concorso con altri, deteneva armi e parti di esse presso un box sito in Roma Piazza Baroni, dopo averle spostate da una roulotte nella disponibilità di Carlo Baciarello, fatto accertato 23 giugno 2017. Capo 36, in concorso con Belletti Valerio, detenevano al fine di spaccio sostanza stupefacente del valore di 25.000 euro, venduta a credito dal Belletti ammisso in data anteriore e prossima a luglio 2017. Questi sono i 3 capi di imputazione contestati a Misso, al matto, perché sappiamo che il soprannome di Misso è Matto. Allora, una riflessione preliminare deve essere fatta, diciamo, almeno per quello che riguarda la prospettiva difensiva del Misso, cioè nel tentativo di collegare fatti e persone in un unico schema investigativo, perché poi questo è, diciamo, si è creata una forzatura logica priva di coerenza e solidità probatoria. Questa fragilità è stata confermata dalla requisitoria del pubblico ministero, in particolare per l'imputato Misso in relazione al suo presunto ruolo di partecipe. Nel ricostruire la storia di questo gruppo, in cui è stato, a mio parere, forzatamente inserito l'imputato, nei confronti del quale però si è giunti a richiedere una pena detentiva di 12 anni, il pubblico ministero non ha potuto inserire lo stesso in nessuno, Presidente, degli episodi che ha citato e contestato per il periodo antecedente il 9 giugno 2017 e successivo al 23 giugno 2017. Vediamo cosa dice l'istruttore dibattimentale. Il capitano Ceccagnoli afferma che Cristiano Misso è sconosciuto, usa proprio questa parola, è sconosciuto agli operanti sino al 9 giugno 2017 ed esce definitivamente dall'indagine a fine luglio dello stesso anno 2017, quindi parliamo di circa 40 giorni. Aggiungo io una precisazione che secondo me è fondamentale. Dopo il 23 giugno 2017, data della perquisizione del box di Piazza Baroni, si parla di Misso esclusivamente per una ipotesi di reato in cui addirittura persona offesa. Quindi abbiamo periodo di 14 giorni, 9-23 giugno, la Procura su questo spazio ritiene dimostrata un'adesione consapevole, un contributo del Misso ad operare come partecipe ad una presunta associazione per avere messo a disposizione il box di Piazza Baroni, con la consapevolezza di custodire armi ed una macchina rubata. È il capitano, appunto, Ceccagnoli che nel corso dell'udienza 15 settembre 2020, pagina 23 e seguenti, fissa tale arco temporale. Lo ribadisce anche nell'udienza 30 novembre 2020, pagine 136 e seguenti, e riferisce che Misso appare per la prima volta nell'indagine il 9 giugno 2017 nel corso di una intercettazione telefonica con Simone Farinaccio. Allorquando, facendo riferimento al garage di Piazza Baroni, emerge che, e questo il RIT è il 3594/17, progressivo 62 ore 19:48, Misso afferma: digli a lui che c'è una maniglia
nera nel box, no, con la serratura, lo devo cambiare il nottolino della serratura perché non ho le chiavi di quello, così lo chiudo proprio con la chiave. Lo dovevo fare io e te, domani in mattinata, se te va, fammi sapere. Quindi, prima volta, compare nell'indagine 9 giugno 2017. Non esiste a questa data alcuna intercettazione telefonica ed ambientale in cui sia stata rilevata la voce del misso e non esiste neppure una OCP in cui è riscontrata la presenza di misso. Lo stesso può affermarsi, senza possibilità di smentita, anche per il periodo 10 giugno 2017 al 22 giugno 2017. Quindi anche per questi ulteriori giorni può affermarsi questo dato oggettivo. Quindi l'unico dato che al 9 giugno emerge è la disponibilità di dare in uso questo box, elemento certo al quale non è possibile dare ulteriore interpretazione in assenza di ulteriori riscontri in merito a questa conoscenza ed accettazione dell'uso che ne verrà fatto. Riprendiamo il contenuto adesso dell'esame del capitano Ceccagnoli. La zona in cui insiste questo box è costantemente monitorata. Nel corso dell'udienza 15 settembre 2020 Ceccagnoli riferisce che i carabinieri avevano piazzato 3 telecamere. La prima che inquadrava la piazza Baroni, la seconda che inquadrava un primo corridoio dove c'erano i box ed una terza che inquadrava proprio il garage intestato ad Andrea Misso, padre dell'imputato. Rispondendo in controesame, udienza 30 novembre 2020, pagina 137, Ceccagnoli afferma: da quella intercettazione 9 giugno mettiamo le telecamere. Durante quell'arco temporale di alcuni giorni, quindi fino alla data del 23, non si vede mai l'imputato Misso accedere al box di piazza Baroni. Arriviamo alla data del 23 giugno 2017, giorno della perquisizione. Io ora vorrei ricostruire lo svolgimento dei fatti di quel giorno e metterli a sistema con le intercettazioni ambientali e telefoniche per far comprendere al Tribunale questa forzatura logica del ragionamento seguito dalla Procura e confermato anche dalla richiesta finale di condanna, nonostante, a mio parere, l'evidenza degli atti in vostro possesso che confermano e attestano la non conoscenza del Misso di quanto rinvenuto nel box di piazza Baroni. Vediamo cosa succede il 23 giugno. Alle ore 7:50 del mattino, personale dei Carabinieri di Ostia e non solo, perché a quell'operazione intervengono più soggetti facenti parte di diverse stazioni dei Carabinieri, procedono alla perquisizione dell'abitazione in cui risiedeva anche l'imputato Cristiano Misso, che è in Ostia, Viale Vega 4, per la ricerca di armi, e dalle 8:05, quindi dopo un quarto d'ora, questa viene estesa anche all'abitazione dei genitori, che è ubicata nello stesso stabile al piano inferiore, con esito negativo. Le armi non vengono ritrovate. I Carabinieri estendono la perquisizione alle pertinenze dichiarate da Andrea Misso e si recano presso il box di piazza Baroni 22, proprio in quel box, dove erano costretti a forzare la serratura dello stesso, in quanto anche le chiavi non erano state rinvenute, lo chiedono, e le chiavi non vengono trovate nelle loro abitazioni. L'esito della perquisizione, signor Presidente, è noto, così come gli accadimenti di quella giornata ricostruiti dal capitano Ceccagnoli e dalle successive intercettazioni. Diciamo un dato: è possibile anche qui affermare, e non può esserci smentita o una differente interpretazione, che tutte le conversazioni intercettate e riferite a Misso, a partire proprio dal RIT
3758/2017 progressivo 455 del 23 giugno 2017 ore 12, 27 e 47 sono successive alla perquisizione ed avvengono in tarda mattinata quando l'operazione si sta concludendo o comunque già conclusa. Arriviamo a un punto cruciale. Il 22 febbraio 2021, rispondendo in controesame al sottoscritto, correttamente, onestamente, il brigadiere Marano rettifica la precedente risposta fornita in esame diretto e precisa che nella telefonata di cui al RIT 3758/2017 del 23 giugno progressivo 455 ore 12:27, quello che ho riferito prima, Misso fa riferimento effettivamente ad una macchina che vede sul carro attrezzi chiamato dai carabinieri, ma non fa riferimento al rinvenimento di armi, non fa riferimento al rinvenimento di armi nel box oggetto della perquisizione, a conferma certamente, almeno questo è il dato che traggo io logicamente, che nulla sapeva delle armi stesse. Misso concede in uso il box, peraltro di suo padre, ed è certo che nulla potrà accadere. Non ha le chiavi, non ha il telecomando e non può accedervi autonomamente. Del resto, come spiegare allora logicamente i seguenti due RIT? E questi sono anche questi di fondamentale importanza. RIT 3598/17B, progressivo 172, 23 giugno 2017, ore 20:01, e RIT 3598/B, progressivo 180 del 23 giugno 2017, ore 20:50 e 59. Pubblico Ministero, pur in possesso di queste due importantissime trascrizioni, omette però di farne riferimento, probabilmente, è stata una mia osservazione, probabilmente per non entrare in una contraddizione logica, e non credo ne abbia preso atto, ecco, del contenuto. Cioè, in queste due trascrizioni, Presidente, a mio avviso si comprende ma in maniera proprio chiara, che questo box è stato dato in uso a titolo gratuito, che non c'è conoscenza dell'utilizzo che verrà fatto di questo box. Questi sono elementi incompatibili con la ricostruzione del pubblico ministero nella propria requisitoria. Io quindi invito fortemente il Tribunale a leggere queste trascrizioni. Proprio su queste trascrizioni si fonda, a mio parere, la prova per evitare questa ingiusta condanna a 12 anni di carcere. Passo rapidamente ad analizzare il capo 36. Qui l'accusa crea una contestazione di cessione di stupefacenti, secondo me dal nulla. Un prestito tra amici dello stesso quartiere, Misso e Belletti, viene interpretato come una cessione a credito di stupefacenti. Cioè qui il concetto di droga parlata fa riferimento a questa intercettazione ambientale RIT 3598/17B, progressivo 187, 23 giugno 2017, ore 23, 27 e 19, giorno in cui avviene la perquisizione a casa di Misso, quindi 23 giugno. Qui c'è una frase riferita in terza persona, manco la droga mi hanno trovato su a casa, che avrebbe detto Misso, ma è priva di ogni, non c'è riscontro a questa frase. I carabinieri certamente prima, poi la procura dopo, la collegano ai colloqui che vengono scambiati tra Capobianchi e Belletti in una intercettazione che parte il 23 luglio 2017, cioè un mese dopo. Ma voglio dire, qui bisogna, dobbiamo leggerle però, dobbiamo leggerle queste trascrizioni. Cioè, questa ambientale che faccio riferimento, 3384/17, progressivo 10-22 del 26 luglio 2017, ore 15:59, qua si comprende in realtà che questi due amici, Belletti e Capobianchi, si stiano scambiando una serie di idee
per decidere quale sia la più conveniente e intelligente da prospettare al padre di Misso per avere questa restituzione della somma prestata. Il riferimento alla droga è un'ipotesi, i due si scambiano delle ipotesi, tra le varie ipotesi c'è anche questa, niente altro, è una somma data a prestito, peraltro somma che non è stata ancora restituita, come dice anche il capitano Ceccagnoli. Qua siamo assolutamente nel terreno di queste congetture, di ipotesi, però che non valgono nulla senza riscontri. Voglio fare riferimento anche, perché questo è un dato oggettivo che è inconfutabile. Quando viene fatta la perquisizione presso l'abitazione di Misso, questa perquisizione fu accuratissima, perché è vero che stavano cercando le armi, ma stavano cercando anche le chiavi del box, per questo poi i carabinieri lo forzano, ed è stata eseguita da parecchi carabinieri, ed è assolutamente difficile ritenere che un quantitativo pari all'equivalente di 25.000 euro potesse non essere scoperto. Ma è credibile questo? Cioè, è credibile? Ma poi dico anche, ma è logicamente possibile ricollegare una frase del genere con una intercettazione, come ho detto anche prima, di un mese più tardi, in assenza di riscontro? Io credo che anche nelle carte processuali manchi la prova del reato di cui al capo 36. Da ultimo si crea infine anche una successiva ipotesi di accusa di estorsione consumata, ove l'imputato sarebbe addirittura persona offesa solo perché vi è anche qua un'interpretazione soggettiva del PM su una condotta che è di violenza o minaccia. Fa quello che vuole. Lo so, però magari vuole che lo comunichi. Sì, va bene. Scusi, avvocato, Prego. se l'ho interrotta. Da Prato il detenuto comunica che si allontana per mezz'ora per un colloquio, è nella sua disponibilità. Va bene? Ok, ci vediamo dopo. Grazie Presidente. Se vuole. Sto concludendo. Quindi dicevo, si crea anche qua una successiva ipotesi di estorsione consumata, dove l'imputato sarebbe addirittura persona offesa. Anche qui c'è un'interpretazione soggettiva su una condotta che di violenza o minaccia non ha nulla. Qui sono due amici che si relazionano, di cui uno vuole legittimamente avere indietro i suoi soldi, perché le intercettazioni danno atto, io voglio solo i miei soldi, e l'altro, come capita spesso, tra amici di vecchia data temporeggia e accampa le solite scuse per ritardare nella restituzione. Quindi io, Presidente, concludo. Le mie argomentazioni difensive credo siano tutte supportate e confermate da elementi certi di riscontro. Chiedo l'assoluzione di Cristiano Misso da tutti i capi di imputazione, con la formula chiaramente perché il fatto non sussiste. Deposito questa mia discussione, le allego anche il diritto, poi valuterà il Tribunale. Non ho sentito. Allega? Ah, sì. Va bene, grazie. Sulla produzione, le parti? Va bene, grazie. Nulla osservano. Buongiorno, sì, grazie. Allora, l'ordine, continuiamo con... Sì, Presidente, proseguo io con la posizione di Massaccesi. No, vabbè, uguale, tanto mi sentite anche da qua, no? Io per la posizione del Massaccesi, Presidente, approfondirò l'aspetto relativo alla partecipazione dell'associazione e lascerò ai colleghi che mi seguiranno, il tema relativo alla sussistenza dell'associazione e alla sua corretta qualificazione giuridica. Per iniziare la mia discussione, io vorrei partire proprio dal capo di imputazione, dal capo 1. Nell'ambito del quale al Massaccesi è contestata l'ipotesi di partecipazione ad un'associazione facente capo a Sibbio in quanto appartenente alla piazza di spaccio di Ostia Ponente per essersi costantemente messo a disposizione dell'organizzazione con diversi incarichi, tra cui quello di trasportare i carichi di droga appena acquistati all'ingrosso. Io credo che
le parole in italiano abbiano un significato e un peso ben preciso, per cui nel momento in cui la contestazione è quella di una condotta costante, continuativa, ininterrotta nel tempo, di asseverimento rispetto a questo contesto associativo, noi dovremmo, sotto il profilo dell'esito dell'istruttoria dibattimentale e delle attività di indagine, riscontrare quantomeno, non dico una quotidiana presenza del Massaccesi nell'ambito di questi 2 anni di indagine, ma quantomeno una frequenza assai cospicua della sua presenza. Ebbene, noi, come giustamente diceva il pubblico ministero nella sua requisitoria, ci troviamo di fronte ad un'indagine magistrale, ad un'indagine capillare, specifica, che non ha lasciato nulla al caso e che si è sviluppata nell'arco di 2 anni di indagini, dal 2016 al 2018. Attività talmente corpose che sono confluite all'interno di 2 informative finali, novembre del 2017 e settembre del 2018. Dicevo, indagini corpose, indagini capillari che si sono svolte attraverso servizi di OCP, intercettazioni telefoniche, perché quello che ci dice prima il capitano Ceccagnoli e ci ribadisce il pubblico ministero nella sua requisitoria, è come l'ipotesi investigativa ha dato adito al fatto che tra i vari sodali, i vari componenti di questa associazione, le modalità di comunicazione, se non erano di persona, erano attraverso l'impiego di utenze dedicate, attraverso le quali si sarebbero tenuti contatti tramite SMS. Non solo, ma oltre a queste intercettazioni telefoniche abbiamo intercettazioni ambientali nelle autovetture degli imputati, nelle abitazioni di alcuni di essi e addirittura nelle salette del carcere. Ed infine, ma non di minore importanza, l'installazione di un servizio di videosorveglianza che copre l'intero quadrilatero di Ostia. Io vi ho prodotto una mappa estratta da Google Maps proprio per farvi capire come l'installazione di questo sistema di videosorveglianza sia stato disposto non solo sul perimetro di questo quadrilatero, ma abbia coperto qualsiasi intersezione delle strade, quindi nulla può essere stato lasciato al caso. Addirittura il capitano Ceccagnoli, in occasione della trascrizione di udienza del 26 giugno, ci dice che le telecamere sono state espressamente installate nei punti di interesse investigativo, al punto tale che, per esempio, a pagina 8 della trascrizione che vi ho citato prima dell'udienza del 26, il capitano Ceccagnoli dice proprio: tutte quante le strade principali di questo quadrilatero erano posizionate delle telecamere, quindi i periodici incontri tra i membri delle organizzazioni sono stati ripresi dalle stesse. Quello che voglio sottolineare è come ogni singolo angolo e ogni singolo spazio sia stato monitorato da queste telecamere. Il capitano Ceccagnoli addirittura ci dice che sul bar dei Cinesi sito in via Cagna a Ostia, che è stato considerato di interesse investigativo perché presunta base logistica della presunta associazione, sono state installate 2 telecamere con l'ausilio addirittura di un ambientale. Quindi gli investigatori non solo vedevano, ma ascoltavano anche il contenuto di quello che poteva essere oggetto di indagine. Dopodiché le telecamere venivano installate addirittura sulle strade che coincidono con le abitazioni degli imputati, tra cui via Fasan, che appunto è la via dove risiede il Massaccesi. Sempre in occasione di quell'udienza, il capitano Ceccagnoli si sofferma anche sulla circostanza che vede l'impiego da parte di tutti i sodali di queste utenze dedicate e quindi come sostanzialmente, qualora non si abbiano i riscontri di incontri di persona fra tutti gli imputati, si possa avere il riscontro dell'identificazione del contenuto dei messaggi che tra gli stessi passavano attraverso appunto l'intercettazione delle utenze dedicate. Eppure il Massaccesi non solo non è presente negli incontri che sarebbero stati registrati tramite l'installazione delle telecamere,
Ma ci dice il maresciallo Marano, in occasione dell'udienza del 22 febbraio 2021, a pagina 17, dove, apro parentesi, il maresciallo Marano ha speso, credo, forse 10 secondi per l'identificazione del Massaccesi e per spiegarci il suo ruolo nell'ambito di questa indagine, ci dice sostanzialmente che il Massaccesi non è mai stato oggetto di intercettazione, cioè non è mai stata captata utenza a lui intestata oppure utenza a lui in uso. E addirittura ci dice che la sua identificazione si sarebbe avuta attraverso il contenuto di un'intercettazione ambientale del 27 gennaio del 2017, RIT 7233-2017 progressivo 269, che, badate bene, non è stata trascritta e non è utilizzabile. E sapete perché? Perché lo stesso pubblico ministero, a domanda del Presidente, ribadisce nell'udienza del 16 febbraio che tutte le intercettazioni di interesse investigativo sono state trascritte, le altre sono state abbandonate perché ritenute irrilevanti. A questo punto però sorge spontanea, una domanda. Perché? Il Massaccesi risponde della partecipazione ad un'associazione che presuppone un'intraneità all'associazione, una condivisione di intenti. Eppure noi non abbiamo il riscontro della sua presenza all'interno di questa associazione né sotto il profilo della presenza di persona, quindi attraverso incontri dei visu, né attraverso contatti di natura telefonica. Ma se questa persona è intranea all'associazione, svolge un ruolo propedeutico alla vita dell'associazione, al sostentamento dell'associazione, e ne condivide gli intenti, in un modo o nell'altro dovrà relazionarsi con loro. Non lo fa di persona, non lo fa per telefono, mi chiedo come faccia. E credo sinceramente che l'unica risposta a questa domanda sia il fatto che il Massaccesi non ha mai partecipato ad alcun contesto associativo. Lo stesso pubblico ministero, nella sua requisitoria, illustra con dovizia di particolari le mansioni e i ruoli che avrebbero assunto tutti i membri appartenenti a qualsiasi suborganizzazione che costruisce poi l'organizzazione finale per ipotesi investigativa, che sarebbe la presunta associazione facente capo a Silvio. Ebbene, non si sofferma mai nell'identificare il ruolo che il Massaccesi avrebbe svolto in concreto, addirittura arriva ad illustrare ipotetici spacci che si sarebbero verificati nella Vietta. Eppure il Massaccesi non compare mai. L'unico riferimento che il pubblico ministero fa rispetto alla persona del Massaccesi è richiamare la condotta ipotizzata nel capo 20, per la quale lo stesso ha già interamente espiato la pena, è stato condannato, e che rappresenta però un occasionale ed un isolato reato. L'episodio 20, viene richiamato in causa dal pubblico ministero perché è considerato rilevante per poter provare la partecipazione del Massaccesi all'associazione nel momento in cui ci si sofferma sulla presunta reazione che il contesto associativo avrebbe tenuto a seguito del suo arresto, occorso il 31 gennaio del 2017. Ebbene, la partecipazione all'associazione ha un presupposto fondamentale, che è quello della consapevole e volontaria partecipazione, la consapevole e volontaria condizione di consapevolezza di prestare il proprio contributo causale alla vita dell'associazione, al rafforzamento dell'associazione, alla sua esistenza. Qui noi avremmo dovuto provare esattamente il contrario, cioè non la reazione, dei soggetti che apparterrebbero al contesto associativo per provare la consapevole partecipazione del Massaccesi all'associazione, ma al contrario, la reazione del Massaccesi al suo arresto.
Perché badate bene che a pagina 28 delle trascrizioni dell'udienza del 26 giugno il Ceccagnoli ci dice proprio che il Massaccesi non commenta mai il suo arresto. Cioè il Massaccesi, che sarebbe parte di un tutto, ovvero di un'associazione, non si preoccupa minimamente di commentare quello che è successo, di fare arrivare un messaggio all'associazione attraverso dei familiari. Lui non ha reazioni. L'arresto del Massaccesi per il capo 20 non è da solo un elemento sufficiente per dimostrare l'intraneità all'interno di un'associazione. È vero che la giurisprudenza ci dice che è sufficiente anche un singolo episodio fine per poter ritenere un soggetto estraneo all'associazione, non mi sottraggo a questo. Però questo viene affermato nel momento in cui esistono una serie di ulteriori requisiti. Ce lo dice la giurisprudenza con orientamento ormai costante dal 2005, dapprima ce lo dicono le sezioni unite, con la sentenza 33.748 del 12 luglio del 2005, ripresa poi dalla sesta sezione con una sentenza del 2014 e ripresa ancora dalla terza sezione con la sentenza 7.762 del 18 dicembre del 2019, secondo cui la partecipazione dell'agente al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché dette condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, un ruolo specifico della persona, che sia funzionale all'associazione, che sia funzionale alle dinamiche associative e che quindi le condotte tenute dall'agente risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di far parte dell'organizzazione. Non è sufficiente dire hai commesso un reato, un ipotetico reato fine dell'associazione per essere considerato soggetto estraneo. È necessario provare tutta una serie di ulteriori requisiti che dimostrano la consapevole volontà di apportare un contributo a questa associazione. È necessario provare la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo. Quello che la giurisprudenza sottolinea a più riprese è la necessità di dimostrare l'esistenza dell'elemento psicologico del reato, ovvero del dolo specifico, la coscienza e volontà di apportare quel contributo richiesto dalla norma incriminatrice, la consapevolezza di partecipare, di contribuire attivamente con esso alla vita di un'associazione, nella quale i singoli associati con pari coscienza e volontà fanno convergere i loro contributi come parte di un tutto, alla realizzazione del programma comune, divenuto così causa comune dell'agire del singolo e dell'ente. E quello che manca in questo processo è proprio questo, è proprio la dimostrazione della consapevolezza che al di là della singola condotta il Massaccesi abbia operato per un qualcosa di più grande. È necessario quindi un quid pluris e non è sufficiente neanche dire però il Massaccesi per porre in essere quel reato fine ha sicuramente preso contatto con un soggetto appartenente a questo presunto sodalizio criminoso, perché anche qui la giurisprudenza afferma a più riprese, e vi cito una sentenza della Cassazione della sesta sezione 34.563 del 17 luglio del 2019, secondo la quale la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali apprezzabili come effettivo ed operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione. Quindi, in assenza
di questo requisito. Non possiamo addivenire ad una sentenza di condanna per il reato di partecipazione ritenendo provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al Massaccesi. Io credo che anche nella fase, dell'istruttoria dibattimentale ci si sia resi conto di questo vulnus. E allora il capitano Ceccagnoli prima e il pubblico ministero poi insistono su un elemento che, qualora sussistente, potrebbe corroborare questa tesi, ossia la sussistenza dell'assistenza legale, ovvero dell'assistenza familiare. Il capitano Ceccagnoli insiste su questa tesi già nell'udienza dell'8 ottobre del 2020. E la pubblica accusa all'udienza scorsa, durante la sua requisitoria, addirittura fa un'affermazione che è veramente poco aderente alla realtà, soprattutto se si legge l'intercettazione integrale che abbiamo disposto. Perché il pubblico ministero arriva ad affermare che la compagna del Massaccesi, Pamela Morini, avrebbe versato sul conto corrente carcerario del marito i soldi che le sarebbero stati dati da Loredana, intendendosi per Loredana la moglie di Esposito. Addirittura, secondo la ricostruzione del pubblico ministero, il Massaccesi rimproverebbe la moglie perché le direbbe: guarda, non versare i soldi tu se prima non te li dà lei. Io credo veramente che mai come in questo processo la trascrizione delle intercettazioni sia stata una scelta fondamentale, perché io vi invito a leggerle le trascrizioni integrali, perché quello che emerge non solo è l'appartenenza esclusivamente alla moglie del Massaccesi dei soldi che versa sul conto corrente, e questo lo dice lei espressamente. Ma poi vi sono tutta una serie, di ulteriori elementi che non sono emersi durante l'istruttoria dibattimentale, ma che possono emergere dalla lettura delle trascrizioni integrali. Questa prima parte, sono pochissime righe, ve le leggo, è pagina 107 del file, aspettate, 107... della trascrizione del 6 marzo, del 20 febbraio 2017, scusatemi. Walter: senti, Loredana l'hai salutata? Pamela: sì, senza di lei non si va avanti, gli ho detto. Davvero, era la festa, è la festa de Martina sabato. Allora, io da queste 3 righe non vedo espliciti riferimenti a soldi, non vedo riferimenti a sostentamento di spese quotidiane. Avvocato, scusi se la interrompo, ma proprio per la trascrizione può indicare il rito? Scusi, sì, certo, 722 del 2017, mi perdoni, del 20 febbraio, perché non hanno i progressivi. Grazie, scusi. Prego. Lei. Io qui invece vedo la possibilità di interpretare queste frasi anche in maniera diversa, cioè le frasi sono suscettibili di diversa interpretazione. Per esempio, non è possibile escludere che il sostentamento di questa ipotetica Loredana sia un sostentamento di natura affettiva. Peraltro, qui si presume che Loredana sia la moglie di Esposito Marco. Ma qualcuno ha mai verificato se presso il carcere quel giorno Loredana, la moglie di Esposito, sia stata effettivamente presente? Qualcuno le ha mai inquadrate salutarsi? No, resta una mera ipotesi investigativa. Al contrario, quello che emerge da queste trascrizioni integrali è l'immensa difficoltà economica in cui versa il Massaccesi e in cui versa la sua famiglia. Non può permettersi di pagare l'avvocato, deve inventarsi uno stratagemma, e poi ve lo illustrerò.
è preoccupatissimo che la moglie non sia in grado di affrontare le quotidiane spese di vita. Addirittura a pagina 138 della trascrizione del 20 febbraio 2017, sempre RIT 722-2017, al colloquio sono presenti il Massaccesi, la moglie e la sorella. Walter: o so, però io, sai, vado in paranoia, comincio a farmi le pippe mentali, c'ho paura, anche lei non me lo dice. E allora nel vostro piccolo, quando potete, se potete, una piccola spesa, ma io non dico a spesa. E Katia, la sorella: sì, e Walter: oggi magari è il pane, domani magari Katia: no vabbè, noi quando gliela famo mettiamo sempre una ventina di euro per uno. Questo è il sostentamento che il Massaccesi avrebbe dall'esterno e che avrebbe la sua famiglia. Ma non solo, infatti per racimolare qualche soldo addirittura arriva a ipotizzare di far fare alla suocera le pratiche per la 104, in modo da risultare l'accompagnatore e prendere un indennizzo. Ovvero chiede alla moglie di andare presso l'ufficio di collocamento per cercare di capire se può ottenere l'indennità di disoccupazione. Questa è la trascrizione del 6 marzo 2017, RIT 72217, pagina 41 e 42. Non ve le leggo per agevolarvi, però è pacifica la richiesta. Pagina 45, sempre della stessa trascrizione, la moglie del Massaccesi non ha alcun tipo di aiuto all'esterno, tant'è che non si può comprare neanche dei vestiti nuovi. Al colloquio Walter: te non c'hai niente da vestirte? Pamela: sempre uguale, amò, quello c'ho e quello me metto, infatti sto sempre vestita uguale quando vengo qua. Pare che c'ho la divisa. E ancora, il Massaccesi si trova detenuto e secondo l'ipotesi accusatoria il Massaccesi sarebbe detenuto per aver commesso un reato fine appartenente al programma di questa organizzazione criminale, che si farebbe carico quindi della sua gestione, processuale, oltre che dell'ausilio economico e familiare. A pagina 62, sempre della stessa trascrizione, sempre della stessa data, emerge addirittura l'impossibilità del Massaccesi di sistemare il citofono dell'abitazione dove dovrebbe andare per chiedere la sostituzione della misura, che quindi è condizione necessaria per poter dichiarare idoneo il domicilio, perché non ha i soldi per poter andare dal cinese, per poter mandare la moglie dal cinese, per pagare il pezzo mancante del citofono. Walter: poi una cosa, non lo so quanto costerà sta cosa dai cinesi per citofono. Pamela: il campanello? Mo' vedemo il campanello, mo' vedemo quanto cazzo costa. Mo' glielo dico pure a tuo fratello Massimo, se mo' viene a mette. Eppure questo dovrebbe interessare anche l'organizzazione, il fatto che possa essere sostituita la misura al Massaccesi e che possa dunque uscire dal carcere. Ultima, l'assistenza legale. Allora, l'assistenza legale, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe tutta a carico dell'associazione, della presunta associazione. Ebbene, Massaccesi, per poter parlare con l'avvocato, aspetta il momento in cui
gli viene liquidato il risarcimento del danno di un incidente, da parte di un collega per un incidente stradale. E la scusa è: fai venire l'avvocato e digli che c'ho i soldi, perché mi è stato liquidato il risarcimento. Pagina 59 e 60, sempre della trascrizione del 6 marzo del 2017. Non mi sottraggo neanche all'ulteriore riferimento fatto dal maresciallo Ceccagnoli circa la presunta esistenza di una consorteria esterna che aiuterebbe il Massaccesi ad affrontare questa condizione detentiva. Il capitano, cita una intercettazione tra il Severa ed i propri genitori in carcere, ripercorrendo questa conversazione, dicendo che sostanzialmente il Severa insieme ai genitori commenterebbero lo stato detentivo di indigenza del Massaccesi e, sempre secondo il capitano Ceccagnoli, i genitori del Severa rassicurerebbero lo stesso sul fatto che Marco avrebbe dato i soldi alla moglie e che probabilmente la moglie se li è spesi. Bene, vi inviterei a leggerla questa trascrizione, perché è a pagina 85, RIT 223 del 2017, del 1 febbraio del 2017. Intanto qui c'è un primo elemento che è distonico sotto il profilo temporale, perché il capitano Ceccagnoli dice che si tratta indubbiamente del riferimento alla posizione del Massaccesi. Siamo al 1 febbraio e il Massaccesi sarebbe stato arrestato il pomeriggio alle 17 del 31 gennaio 2017. E il Severa, interloquendo con i propri genitori, senza fare espressi riferimenti né a soprannomi né a nomi, afferma, il padre Severa Virgilio dice però l'hanno preso stanotte, mi ha detto. Stanotte, siamo al 1 febbraio. Massaccesi è stato arrestato e condotto in carcere il giorno prima, il pomeriggio prima, non stanotte. Non solo. Ma quando andiamo a leggere, la parte relativa alla ricostruzione del Ceccagnoli in ordine a questi fantomatici soldi che il Marco avrebbe dato alla moglie del Massaccesi, Severa Massimiliano: gli ho dato la carta igienica, la lametta, gli ho dato tutto a fagiolo. Non c'aveva niente, poraccio. Di Bernardi Giovanna, la mamma. Allora, Severa Massimiliano: all'inizio non c'aveva niente. Di Bernardi Giovanna: perché non gli hanno portato niente a lui? Severa Massimiliano: no. Di Bernardi Giovanna: perché no? Severa Virgilio: incomprensibile. I soldi alla moglie. Cioè, secondo la ricostruzione del capitano Ceccagnoli, questa frase sarebbe la frase con la quale il padre del Severa rappresenterebbe al figlio di stare tranquillo perché il Marco, che non si sa da dove è uscito, avrebbe corrisposto il denaro alla moglie e che probabilmente poi se li sarà spesi per proprio conto. E allora, nell'ambito di queste trascrizioni, che voi sicuramente leggerete integralmente, per cui lo ritroverete, c'è un riferimento a tale Marco. E io alla scorsa udienza, dopo le dichiarazioni spontanee del Massaccesi, ho prodotto una carta d'identità del fratello maggiore, che si chiama appunto Marco. E che questo riferimento sia proprio al fratello e a nessun altro Marco, lo si deduce dalla trascrizione, riferibile sempre al Massaccesi, RIT 72217, data 20 febbraio 2017, pagina 146, sempre tra la moglie e il Massaccesi. Pamela
se no cambiamo, No, 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 che cambi? No, no, non gli di niente di queste cose a Marco, Capito come? Al fratellone non gli di niente. Però chiama l'avvocato e digli: avvocato, siccome è un tipo un po' ansioso come il fratello, cioè, qui un unico riferimento a Marco c'è, in tutte queste intercettazioni. E non potete venirmi a dire che non sia il fratello del Massaccesi. Più chiaro di così lui non poteva essere. Io credo che quanto fin qui illustrato dimostri come l'istruttoria dibattimentale abbia appieno dimostrato come il Massaccesi sia un soggetto completamente estraneo a questo presunto contesto associativo e come, al contrario dell'iniziale ipotesi investigativa, che non ha minimamente trovato riscontro, lo stesso si sia dovuto far fronte della propria detenzione, delle proprie problematiche, da solo con la propria famiglia. Facciamo un piccolo passo indietro, perché io inizialmente sono partita proprio dal capo di imputazione, dal capo 1, e nel capo 1 quello che viene sottolineato è come, oltre alla costante condotta di messa a disposizione di questo presunto contesto associativo, si dica come il Massaccesi abbia ricoperto diversi incarichi, oltre a quello di trasportare la sostanza stupefacente all'ingrosso. Neanche il pubblico ministero, nella sua requisitoria, è stato in grado di spiegarci quali sarebbero questi altri incarichi che lo stesso avrebbe ricoperto. Non è emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale e sinceramente io oggi ancora mi interrogo e penso, rileggendo le trascrizioni dell'udienza, c'è stato un unico tentativo da parte del capitano Ceccagnoli di provare a trovare una soluzione a questa contestazione, ed è il riferimento che il capitano fa all'udienza del 26 giugno, pagina 32 della trascrizione, in cui lo stesso tenterebbe di far emergere il coinvolgimento del Massaccesi nell'ambito di un incontro che si sarebbe verificato sul litorale di Ostia in data 8 novembre 2016 e che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe riconducibile ad uno degli incontri propedeutici alla consumazione del reato di cui al capo 21. Ebbene, io ho fatto una precisa domanda al capitano Ceccagnoli in occasione di quell'udienza, perché io ero convinta che questo incontro fosse stato ripreso. Non ho avuto la prontezza, purtroppo è forse per l'inesperienza, di contestarglielo lì per lì. Però vi dico che c'è un'annotazione di servizio, proprio dell'8 novembre del 2016, che dà atto del fatto che, rispetto ad un incontro tra altri soggetti sul litorale di Ostia, si inquadra il Massaccesi che alle 14:49, passando a 300 metri dalla propria abitazione, si ferma, saluta, alle 14:50 intervengono gli operanti. 14:49 si ferma, 14:50 intervengono gli operanti. Saluta persone che incontra, che sono già lì, già in loco, da prima. Questo capo di imputazione ha avuto però una, vicissitudine preliminare, perché è stato oggetto di richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti del Massaccesi, che è stata giustamente rigettata per insufficienza di gravità indiziaria da parte del GIP e che poi non è comparso neanche nel decreto di giudizio immediato. Questo perché? Perché
non c'è prova di nessun contributo causale neanche ad un incontro amichevole, cioè non c'è il tempo materiale per poter contestare una qualsivoglia condotta, tantomeno illecita. Insomma, questo è quello che è emerso dall'istruttoria dibattimentale. E io ritengo che le lacune investigative non siano minimamente state colmate dall'attività istruttoria e non può oggi ragionevolmente addivenirsi ad una sentenza di condanna, peraltro per 12 anni, nei confronti del Massaccesi per aver asseritamente fatto parte di un contesto criminoso che, badate bene, non è l'associazione Esposito, se così la vogliamo chiamare, che comunque è presunta, ma addirittura è un'ipotesi investigativa riconducibile attraverso lo sviluppo di più livelli orizzontali a Sibbio. Massaccesi, Sibbio, credo che l'abbia visto per la prima volta qui dentro. Lui deve rispondere di quell'associazione. Ed è per questo che io concludo chiedendo che venga emessa una sentenza di assoluzione nei confronti del Massaccesi ai sensi dell'articolo 530,1 perché il fatto non sussiste. In subordine ai sensi quantomeno del secondo comma, qualora non dovesse essere accolta la prima richiesta e quindi si dovesse addivenire ad una sentenza di condanna, chiedo che vengano escluse le circostanze aggravanti allo stesso contestate, soprattutto con riferimento alla circostanza aggravante relativa all'uso delle armi da parte dell'associazione. Perché la giurisprudenza di legittimità su questo, oramai in maniera costante, evidenzia come sia riconoscibile questa circostanza aggravante in capo ai partecipi, purché però venga dimostrato che gli stessi ne abbiano avuto consapevolezza, ovvero, ai sensi dell'articolo 59 del Codice Penale, che sussista quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità delle armi da parte dell'associazione, oltre a dover emergere un'adeguata dimostrazione del fatto che l'uso delle armi non sia esclusivamente personale del soggetto che le ha detenute. In ulteriore subordine, chiedo che vengano concesse le circostanze attenuanti generiche al Massaccesi, che si è distinto per la sua condotta in carcere ed è lui stesso che nella trascrizione dell'udienza del 1 febbraio a pagina 50 dice «Voglio essere un detenuto modello» e che si è impegnato fin dall'ingresso al carcere, poi nel proseguo presso la comunità, ad affrancarsi dal suo problema di uso di sostanza stupefacente. Peraltro ha un unico precedente penale che risale al 1999. E da ultimo chiedo la concessione del minimo della pena. Grazie. Grazie, Avvocato. Grazie a lei. Presidente, signori del Tribunale, buongiorno. Avvocato Gianluigi Raponi per la posizione di Severa Massimiliano. Presidente, io preliminarmente avevo fatto un deposito via PEC, non so se vi è arrivato, con la sentenza passata in giudicato di Severa Massimiliano e la certificazione dello stato di tossicodipendenza. Se non vi fosse arrivata la deposito quest'oggi. Ho mandato una PEC il 18 di aprile. Allora, lei l'ha depositata il 18 aprile? Sì, per via PEC, eventualmente a corredo della discussione. Io non posso ricordare cosa è stato depositato il 18 aprile, in tutta onestà. Probabilmente in atti, ma non ho idea, quindi forse farebbe meglio depositarla nuovamente. Grazie. Allora, di che si tratta per cortesia, sì, così resta traccia? Allora, si tratta della sentenza passata in giudicato emessa nei confronti di Severa Massimiliano in relazione al capo, che è stata naturalmente espiata, in relazione al capo, lo dico subito, in relazione al capo 19.
per cui è stato arrestato con 250 grammi di cocaina. Io ho depositato quella sentenza, o meglio, ho depositato l'ordine di esecuzione che attesta il passaggio della sentenza in giudicato e ho depositato anche il certificato di tossicodipendenza dell'epoca di Severa Massimiliano. Ma queste cose lei le sta ridepositando adesso? Eventualmente, nel caso in cui non ci fosse traccia, le rideposito a corredo della discussione. Allora cercheremo la PEC 19 aprile, va bene, dottor Bosso? Grazie. Allora cerchiamo questa PEC, se non la troviamo la cancelleria la contatterà. La ringrazio. Dunque, Presidente, signori del Tribunale, Severa Massimiliano risponde dei capi 1, 8, 9, 17 e 18 della rubrica. Io, Presidente, faccio una premessa, vado per temi generali, farò un intervento anche piuttosto veloce perché depositerò anche al termine una memoria. Io vado per temi generali. Allora, abbiamo visto anche dalla requisitoria del pubblico ministero e naturalmente dalla deposizione soprattutto del capitano Ceccagnoli che si va a contestare nel capo 1, che poi quello è il cuore del problema, si va a contestare nel capo 1 un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti articolata su quattro livelli. Io, Presidente, da un punto di vista, diciamo, è naturale che ci saranno dei difensori che su questo tema... Aspetti un attimo, per favore. Prego. Ok, allora. Sì, dicevo, Presidente, che il cuore del problema sarebbe poi il capo 1, che è l'articolo 74 contestato ai componenti di questa associazione. È un tema sicuramente che sarà ripreso in maniera molto più incisiva rispetto al sottoscritto da altri difensori, però io da un punto di vista di caratteristiche generali, diciamo anche di logicità giuridica, pensare e comunque ritenere dimostrata un'associazione di questo tipo, ripeto, di 4 livelli, di caratteristica orizzontale, in cui ognuno dei gruppi è perfettamente autonomo e un gruppo non sa quello che fa l'altro gruppo, poi alla fine sostanzialmente emergono soltanto dei collegamenti, io, secondo naturalmente quelle che sono diciamo le caratteristiche dell'associazione nucleare articolo 74 con la giurisprudenza, secondo me non è stata assolutamente dimostrata. Ripeto, orizzontale, non si capisce se orizzontale o verticistica, in cui ogni gruppo agisce in maniera totalmente autonoma, in cui ogni gruppo, quasi tutti i partecipi, diciamo così, soggetti investigati e poi imputati in questo processo, tra di loro neanche si conoscono. Io so bene che la giurisprudenza sulla questione della conoscenza tra imputati, questo non significa, non rileva, eccetera, eccetera, ma quando tra i vari gruppi le persone non si conoscono neanche fisicamente da un punto di vista di concretezza, questo non sostanzia la configurabilità di un'associazione di questo tipo. Io faccio un paradosso, Presidente. È come dire, all'epoca del cartello di Medellin, mi era venuto in mente questo mentre discuteva l'avvocato De Benedetti, cioè il cartello di Medellin che rifornisce, diciamo, Roma, una piccola piazza di Roma. Secondo questo tipo di impostazione, l'ultimo spacciatore della piazza dovrebbe essere associato per 74 secondo comma aggravato dalla transnazionalità. Capite bene che da questo punto di vista e con questo paradosso eccessivo, a mio avviso, non sussistono gli estremi per poter configurare un'associazione di questo tipo. Detto questo, io vado ad esaminare la posizione di Severa Massimiliano e dico subito che secondo me non si tratta, faccio riferimento al gruppo Grazie, scusi, prego.
Continuiamo. No, dicevo, mi focalizzo un attimo sulla posizione di Severa Massimiliano, che ha accusato di far parte del gruppo, così, chiamiamolo così, di Ostia Ponente. Lo chiamo gruppo, non lo chiamo associazione perché, Presidente, a mio avviso definire associazione questo piccolo, diciamo, chiamiamolo così, sottogruppo è una forzatura. Allora, noi sappiamo perfettamente, e purtroppo le ultime indagini ce lo dimostrano, che ogni qualvolta in un certo contesto territoriale si sospettano 4 o 5 persone che vanno a cedere sostanze stupefacenti, ogni qualvolta succede questo, ogni qualvolta si configura l'ipotesi di 74. E secondo me questa è una forzatura. Ormai a Roma c'è un proliferare di 74. 4-5 persone vengono intercettate, ci sono gli OCP, trafficano sostanze stupefacenti, magari, come in questo caso per Severa Massimiliano, di modiche quantità, 74. Ma così non è. Perché io so perfettamente che l'articolo 74 rispetto al 110 è di difficile distinzione, perché l'articolo 74 è il reato a forma libera, diciamo così, si può sviluppare quindi a forma libera, è difficile, diciamo così, andare a configurarlo. Però da un punto di vista di concretezza, non sempre, ogni volta che si è un gruppo di persone che, ripeto, va a trafficare sostanze stupefacenti, non sempre può essere un articolo 74, perché andando a, diciamo, ripercorrere tutte quelle che sono l'iter, tutto quello che è l'iter giurisprudenziale sull'articolo 74 e paragonandolo, diciamo, sovrapponendolo a quelle che sono le vicende che riguardano il gruppo di Ostia Ponente, non le ravviso. Non ravviso un'organizzazione, non ravviso, diciamo così, una stabilità di questo gruppo, perché comunque le intercettazioni riguardano un periodo di tempo piuttosto limitato, quindi parlare di stabilità nel tempo quando ci sono 1 mese o 2 di intercettazioni, a mio avviso, è forzato. Non ravviso la consapevolezza dei consociati di far parte di un sodalizio e la messa a disposizione per, diciamo così, raggiungere e perseguire gli scopi dello stesso. Faccio un esempio. Ci aiuta qua il capitano Ceccagnoli, che descrive Severa Massimiliano come il soggetto che ogni volta che viene chiamato non risponde al telefono, soggetto che la mattina si alza tardi, che non va agli appuntamenti, e in questo caso è naturale che può parlarsi di messa a disposizione per quelle che sono state caratteristiche di Severa Massimiliano, così come descritte dal capitano Ceccagnoli. A mio avviso questo elemento manca. Suddivisione dei ruoli, sempre il capitano Ceccagnoli dice: Severa Massimiliano è un soggetto che era custode e spacciatore. È naturale che la divisione dei ruoli presuppone, c'è un custode addetto alla raffinazione, al taglio, eccetera, della sostanza stupefacente, e c'è chi la spaccia. Perché di solito il custode, lo spacciatore, la droga a casa non se la tiene. Questo dimostra che cosa? Questo dimostra la mancanza di organizzazione, la mancata suddivisione dei ruoli. Ecco perché ritengo che nella fattispecie possa applicarsi le norme sul concorso di persone nel reato continuato, perché ravviso, anche da un punto di vista probatorio, un gruppo di soggetti che tra di loro si conoscono da quando sono, diciamo, sono ragazzi, perché sono tutti lo stesso quartiere, c'è una territorialità piuttosto limitata, quindi agiscono in maniera occasionale, non assolutamente organizzata, come si vede dallo stesso arresto del Severa Massimiliano, e quindi secondo me sono applicabili norme eventualmente sul concorso di persone nel reato continuato. Un'altra annotazione che faccio velocemente e riguarda i reati fine. Se noi andiamo a vedere, i reati fine Severa li commette da solo, in 3 circostanze, in 3 capi di imputazione su 4, è lui che spaccia, è lui che si fa fare le ricariche sulla post pay, non è che il gruppo. Non c'è dimostrazione che quelle 100 euro, perché tra l'altro Severa neanche viene pagato, questo è dimostrato, non c'è dimostrazione che poi questi soldi vadano a confluire in una cassa comune, che pure lì mancherebbe la prova della cassa che deve essere comune a tutti,
non è deve essere comune a 3 persone, perché altrimenti non è un'associazione. Per cui anche da questo punto di vista, analizzando i reati fine, si fa fare le ricariche, le accuse sono che Severa spaccia da solo, io ritengo che possano essere un indice del fatto che non si può parlare di associazione in generale, ma per il gruppo di Ostia Ponente, per quello di cui parlo, per cui insisto nella mia conclusione di riqualificazione giuridica del fatto dal 74 al 110, 73, 81 capoverso, in subordine, Presidente, eventualmente nel caso in cui si ravvisi, ma questo è proprio in estremo subordine, una, diciamo così, una qualche organizzazione autonoma di questo, diciamo, gruppo, al limite si può configurare, stante la territorialità dei soggetti che appartengono a un nucleo territoriale piuttosto limitato, stante i reati fine, che sono tutti quinti comma, perché sono 10 grammi, il totale fa 10 grammi di marijuana e 8 grammi di cocaina, 4 imputazioni, questo è il totale. Per cui ritengo che eventualmente si può riqualificare il fatto in subordine come 74,6 del DPR 309 del 90. Io, Presidente, quindi così concludo, chiedo quindi riqualificazione 110, 73, 81, 110, 73 DPR 309, 90, 81 capoverso del Codice Penale. Riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione di prevalenza sulle aggravanti contestate, che qui mi riporta la discussione dell'avvocato De Benedetti sull'Arna, in cui effettivamente non c'è connessione, e riconoscimento del vincolo della continuazione esterna con la sentenza che ho depositato, contenimento della pena del minimo. Cioè, ha capito, Cancelliere? Perché vedo che scuote la testa. Allora, non si sente bene conmigo. Allora, sì, avvocato, sì, abbia pazienza. Mascherina. Sì. No, abbia pazienza. Sfugge l'ordine. Aspetti un attimo. Allora rifacciamo l'ordine. Sfugge l'ordine. Allora. 110, dottor Bosso, ascolti, 110, 73, 81 CP. E questa è la prima richiesta. Perfetto. 309, 90, 81 CP. Aspetti, avvocato. CP. Poi in subordine, mi dica se ho capito male. Riqualificazione in 74 DPR 309, 90. Sì. Sì, DPR 309/90. Poi, in ulteriore subordine. No, Presidente, sì, no. In tutti e due i casi chiedo il vincolo della continuazione esterna con la sentenza che ho depositato e il riconoscimento delle circostanze attenuanti allora, in entrambi i casi, certo. Continuazione con sentenza depositata. Ecco, questo mi era sfuggito. Perfetto. E riconoscimento anche delle attenuanti nell'ipotesi della continuazione. In ragione di prevalenza sulle aggravanti contestate. In tutti e due i casi. No, mi pare che abbia detto prevalenza, adesso ce lo precisa. Si è capito? Ragione di prevalenza ho chiesto. Ok, non ho... Su aggravanti, ok. Presidente, Poi, mi scusi. Aspetti, non ha finito un attimo, avvocato. E in ultimo deposito, naturalmente, memoria illustrativa di quello che ho detto. Va bene, e quindi così si chiudono le sue conclusioni. A questo punto il difensore di Massaccesi probabilmente ha dimenticato qualcosa, quindi un attimo, perché dobbiamo, diciamo che seguiamo di rimessa il cancelliere, altrimenti non ne veniamo a capo. E produce memoria.
Ok, allora torniamo un attimo alla posizione di Massaccesi, per favore. Avvocato. Ho dimenticato di depositare l'istanza di liquidazione, Presidente, mi scusi. L'istanza di liquidazione, grazie. Grazie a lei. Produce istanza di liquidazione. Manca. Mi sembra Candiano. Ok, ci siamo per continuare? Candiano? Sì, Presidente. Avvocato Caterina Caruso per la posizione di Luca Candiano. Sì. Sì, signor Presidente e signori del Tribunale, io vorrei partire dalla fine in questo mio intervento, cioè vorrei partire da quelle considerazioni che solitamente noi difensori facciamo sulla personalità del prevenuto quando dobbiamo lucrare sulle attenuanti generiche. E voglio partire da questo aspetto perché secondo me è fondamentale per contestualizzare bene la figura di questo imputato. E quindi la prima domanda che dobbiamo porci e che questo Tribunale deve porsi è: chi è Luca Candiano? Luca Candiano è un giovane ragazzo di neanche 30 anni, nato e cresciuto a Ostia, nella parte più popolare di questo quartiere di Roma. È un ragazzo che ha conseguito la licenza media e un diploma professionale di parrucchiere, che ha svolto un'attività lavorativa seppur non continuativa, così come documentato da questa difesa mediante la produzione di alcuni contratti di lavoro, e che è un giovane ragazzo gravato da un solo precedente penale per un quinto comma, articolo 73 DPR 309 del 90. Cosa fa nella vita questo ragazzo? Fa quello che fanno tutti i giovani ragazzi. Va in discoteca, fa tardi la sera, passa molto tempo a bar con gli amici, discute molto di motori. Faccio queste osservazioni, Presidente, perché non voglio tediare il Tribunale e lungi da me fare un'analisi pedagogica, diciamo così, ma faccio questo incipit e questo cappello introduttivo perché voglio far comprendere a voi come quello che la Procura individua come elemento fulcrale di un sodalizio criminale, al contrario, non è che l'espressione più concreta, mi permetto di dire, di una semplice comitiva di quartiere. Dobbiamo allora necessariamente contestualizzare questa figura, cioè la figura dell'odierno imputato, perché se noi utilizziamo, passatemi la metafora fotografica, il grandangolo utilizzato dalla Procura per inserire questo soggetto all'interno di questo contesto, rischiamo di non mettere a fuoco questa figura che in realtà, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, rimane assai sfocata. E allora caliamo questa figura rispetto ai capi di imputazione che oggi vengono contestati al Candiano. Al Candiano viene contestato il capo 1, quindi la partecipazione a questo reato associativo, ex articolo 74 del DPR 309 del 90, il capo 29, quindi una presunta cessione di 3 kg di sostanza stupefacente, e capo 33, presunta ricettazione e detenzione di armi. Partendo dal capo 1 e partendo proprio dal capo di imputazione, questa ipotetica partecipazione dell'imputato al reato associativo si sostanzierebbe, secondo la Procura, in un sostegno logistico e operativo a Cerchi Alessandro, all'interno di quella che la Procura definisce batteria durante, che la stessa Procura colloca al 4° livello dell'organigramma delinquenziale dalla stessa ipotizzato. Bene, dico subito che, secondo questa difesa dall'istruttoria dibattimentale, è emerso come questo reato contestato al Candiano non possa essere assolutamente configurabile sia per carenza dell'elemento soggettivo, ma ancor di più per carenza dell'elemento oggettivo, e vedremo dopo perché. Anche io non mi dilungherò per non appesantire questa discussione sull'analisi e sulle ragioni per cui ritengo che l'ipotesi accusatoria in ordine all'esistenza di un'associazione ai sensi dell'articolo 74 possa essere ratificata da questo Tribunale. Io invece mi soffermerò, quindi non dando comunque affatto per scontata l'esistenza dell'associazione, mi soffermerò allora sulla presunta partecipazione, quindi sulla condotta
di partecipazione del Candiano al reato associativo. Per fare questo non posso non richiamare la giurisprudenza, soprattutto anche recente, che individua il ruolo del partecipe. Allora, chi è il partecipe? Il partecipe è colui che mantiene attivo il sodalizio criminoso, che collabora alla realizzazione degli scopi, mettendo stabilmente a disposizione il proprio contributo materiale o morale oggettivamente apprezzabile. Bene, allora quando io faccio richiamo a questi principi, il primo elemento che vacilla sul piano probatorio di questa istruttoria dibattimentale è proprio il carattere di stabilità con riferimento alla figura di Luca Candiano. L'adesione al programma criminoso deve essere stabile e continuativa. Allora io chiedo a questo Tribunale di dirci come possiamo considerare il Candiano stabilmente inserito in un contesto associativo quando abbiamo visto e quando è emerso dall'istruttoria dibattimentale che lo stesso compare solamente per 2 mesi. È un soggetto che compare quindi per un periodo limitatissimo nel tempo, a partire dal 1° giugno del 2017 all'agosto del 2017. È emerso che non ha utenze dedicate, è emerso che l'unico telefono che utilizza è il telefono personale, quello che utilizza sempre, quello che usa per parlare con i propri familiari. È emerso dall'istruttoria dibattimentale che Candiano non ha mai cambiato numero. Allora dicevo che Candiano compare sulla scena il 1° giugno del 2017, quando viene collocato fra le persone presenti presso la discoteca Dada Umpa di Fiumicino, dove sarebbe avvenuta una rissa. E allora per la procura il gioco è fatto. Candiano presente alla discoteca Dada Umpa insieme ad altri soggetti, contatti telefonici con altri soggetti, e allora dobbiamo collocare sicuramente il Candiano all'interno della cosiddetta batteria durante. Presidente, non ci nascondiamo, i contatti ci sono, ma andiamo ad analizzare questi contatti. Sono tutti contatti intercorsi per motivi più disparati, ma semplicemente per natura amicale. Avrete modo di verificare che tutti i contatti intercettati sull'utenza del Candiano sono contatti fra ragazzi dello stesso quartiere, che sono andati a scuola insieme, che si vedono tutti i giorni, che sono nati e cresciuti insieme. Nulla di più. E questo emerge veramente in maniera chiara dall'istruttoria dibattimentale. Come anticipavo prima, ritengo che dall'istruttoria sia emersa la totale carenza dell'elemento soggettivo del reato di partecipazione, che sappiamo essere il dolo specifico, e non sia quindi risultata in alcun modo provata la affectio societatis, che è quella che qualifica l'articolo 74, intesa come la specifica consapevolezza e volontà di far parte in modo stabile e duraturo di una struttura criminale, la consapevolezza di condividere un unico programma criminoso. E allora mi chiedo, dov'è la prova della consapevolezza del Candiano di mettersi a disposizione in maniera stabile e duratura per la condivisione e il perseguimento di un fine illecito? Dov'è la prova della sua consapevole adesione? Non c'è, Presidente. La risposta è molto semplice. Non c'è perché non possiamo in alcun modo sostenere che un soggetto dalla caratura criminale prossima allo zero, mi permetto di dire, del Candiano possa essere riconosciuto intraneo ad un gruppo criminale del quale ne riconosce i profili essenziali e se ne mette stabilmente a disposizione. Candiano non ha contatti con nessuno, ha contatti, come dicevo prima, solo con i suoi amici di sempre, non viene mai ripreso dalle telecamere, che abbiamo visto, come hanno giustamente sottolineato le colleghe che mi hanno preceduto, essere state disposte nelle zone nevralgiche. E allora, se Candiano non ha contatti con nessuno, non viene mai ripreso e ha contatti solo con gli amici di sempre, qual è il suo ruolo funzionale alle dinamiche operative di questa presunta associazione? Qual è il contributo concreto che lo stesso apporta per l'attuazione di questo programma criminoso? Qual è questo sostegno logistico e operativo ipotizzato dalla Procura a Capo 1
e per la quale io ritengo assolutamente che si possa ipotizzare una carenza anche dell'elemento oggettivo del reato di cui al capo 1. In che cosa è consistito, dicevo, questo sostegno logistico e operativo a Cerchi Alessandro? La Procura non ce l'ha spiegato, l'istruttoria dibattimentale non lo ha chiarito. O meglio, mi correggo, la Procura cerca di desumere la partecipazione del Candiano, e quindi gli contesta il capo 1, attraverso la contestazione dei 2 reati fini, quindi quello del capo 29 e del capo 33. Cioè, secondo la Procura, questi reati fine sarebbero l'elemento sintomatico della partecipazione del Candiano all'associazione. Ora, Presidente, basterà semplicemente leggere i singoli capi di imputazione per capire come gli stessi non rientrino per nulla nella condotta descritta al capo 1 e quindi non possano essere in nessun modo considerati sintomatici del contributo associativo del Candiano all'associazione. E vediamoli questi reati fine. Partiamo quindi dal capo 29, questa presunta cessione di 3 kg di sostanza stupefacente a Perulli Natale. E dico presunta, quando dico presunta lo dico con convinzione, perché su questo episodio c'è il più totale deserto probatorio. Secondo la Procura, al contrario, la prova che dimostrerebbe che questa cessione in realtà sia avvenuta è rappresentata dall'intercettazione ambientale del 15 giugno 2017, RIT 3598 del 17, progressivi 1183 1187, intercettazione ambientale tramite microspia sul motociclo in uso a Durante Massimo. Ora non voglio tediare il Tribunale con tutta la giurisprudenza sulla corretta interpretazione delle intercettazioni, soprattutto quando queste costituiscano l'unica fonte di prova. Quello però che io vi invito a fare è da un lato ascoltare questa intercettazione e dall'altro leggere la trascrizione che noi abbiamo di questa intercettazione, perché da lì emerge chiaramente come il significato che viene ad essa attribuito dalla Procura sia totalmente diverso. E allora leggiamola questa intercettazione. Sì, avvocato, cortesemente, Prego. scusi, mi ripete il RIT per favore? Allora, RIT 3598 Sì. del 2017, progressivi 1183 1187. Grazie, scusi. Allora, questa è un'intercettazione che si divide in 2 parti, diciamo così. Una prima parte, quindi progressivo 1183 alle 17.01 del 15 giugno 2017, dove emerge chiaramente, se noi ascoltiamo questa intercettazione e leggiamo la trascrizione, che l'incontro fra i 2 ragazzi è un incontro assolutamente casuale. Luca dice a Massimo: ma che vuoi venire con me? Come te pare? E Massimo Durante: no, Luca, come vuoi, ma non me ne frega un cazzo, vabbè, vai, fammi venire, dai. Dico questo e dico che le intercettazioni vanno correttamente lette e interpretate, perché ad esempio il capitano Ceccagnoli fa di questa intercettazione e dà di questa intercettazione un'interpretazione completamente errata, completamente non aderente alla realtà. All'udienza del 2 luglio del 2020, pagina 65 delle trascrizioni della stessa, il capitano Ceccagnoli, quando parla di questa intercettazione, dice che è Durante Massimo che dà indicazioni al Candiano sulla strada da percorrere per raggiungere un determinato luogo. Abbiamo visto che è esattamente il contrario: i 2 ragazzi si incontrano per caso ed è Candiano che invita il Durante ad andare con lui e indica la strada da percorrere. Ma la parte più interessante di questa intercettazione è la seconda parte, quindi al minuto 17.36, progressivo 1187. Secondo l'impostazione della Procura, la prova dell'avvenuta cessione sarebbe contenuta in una frase pronunciata dal Candiano. Ora, io vi invito nuovamente ad ascoltarla, perché i rumori di sottofondo presenti in questa intercettazione rendono la stessa totalmente incomprensibile, tant'è che lo stesso perito trascrittore ne dà atto quando
Luca dice: oh, l'altra volta si è venduta una macchina, Natalino o nome simile. Noi non abbiamo certezza che si sia identificato un soggetto, che secondo l'ipotesi accusatoria sarebbe Natale Perulli. L'altra volta si è venduta una macchina, Natalino o nome simile, ma ha pagato tutto il fumo. Quindi stanno parlando di macchine, stanno parlando di un episodio del passato, tant'è che la conversazione continua su questo discorso delle macchine. Guarda com'è bella, fra 6.000 chilometri, AGLC, AGLE, te le sei venduta? Sì, c'ho ancora quella, c'ho la 500 di tua moglie. Questo è il tenore della conversazione. E allora io mi chiedo, con un'intercettazione del genere, quali sono gli indizi gravi, precisi e concordanti per far sì che questa intercettazione possa rappresentare la prova di un'avvenuta cessione? Questo me lo chiedo e lo chiedo al Tribunale. Ritengo al contrario che questa sia rimasta totalmente sterile sul piano probatorio, e lo dico perché non abbiamo riscontro di questo episodio, non abbiamo una perquisizione, non abbiamo un sequestro, non abbiamo un OCP che monitorasse l'incontro tra il Candiano e il Perulli, non abbiamo delle intercettazioni, dei contatti telefonici né precedenti né successivi tra il Candiano e il Perulli o tra il Candiano e il Durante. Ma manca la prova più importante. Non abbiamo prova della rivendita successiva di questa sostanza. Eppure noi sappiamo che il Perulli in quel momento era un soggetto fortemente attenzionato, era appena stato arrestato, era agli arresti domiciliari, era intercettato. Ogni tipo di riscontro sarebbe stato semplicissimo. E non possiamo accontentarci, Presidente, della giustificazione che dà il capitano Ceccagnoli quando, su specifica domanda di altro difensore sulla prova della rivendita successiva, lui ci dice: ma tutto sommato, udienza del 22 ottobre del 2020, ma tutto sommato noi non avevamo interesse a fare riscontri perché in quel momento avevamo focalizzato la nostra attenzione su sequestri di sostanza stupefacente molto più importanti, si figuri se facevamo i riscontri per 3 kg di hashish. Bene, io invece credo che questo riscontro andava fatto, perché se la Procura utilizza questo reato fine per contestare la partecipazione del Candiano a questa presunta associazione, allora il riscontro va fatto. E quindi non possiamo accontentarci di questa motivazione totalmente insussistente che viene a darci oggi Ceccagnoli. E allora, per queste ragioni, con riferimento a questo capo di imputazione, anticipo già quella che poi sarà la mia richiesta di assoluzione, quantomeno ai sensi dell'articolo 530 secondo comma. Venendo poi all'altro reato fine, al capo 33, e quindi a questa presunta detenzione e ricettazione di armi, questo reato viene contestato dalla Procura per provare che questa presunta associazione sia armata, che sia quindi estremamente pericolosa e che questa particolare pericolosità si estrinsecherebbe nella particolare pericolosità della cosiddetta batteria Durante. Ma che questo capo 33 nulla ha a che fare con l'associazione, ce lo dice il capitano Ceccagnoli nella sua ricostruzione investigativa. Lo ricordo bene, Ceccagnoli dice: questa è una storia che parte da lontano, parte cioè dall'estate del 2016, da una presunta rissa avvenuta nella discoteca Gay Village di Roma, alla quale seguì l'anno successivo, il 1° giugno del 2017, un'altra presunta rissa presso la discoteca da Daumpa di Fiumicino, a seguito della quale questo fantomatico gruppo della batteria Durante avrebbe deciso di armarsi e di pianificare un agguato. E allora, se questa ricostruzione, volendo aderire alla ricostruzione che fa lo stesso capitano Ceccagnoli, e allora come facciamo a ricondurre queste armi all'associazione? Dov'è la prova in questa istruzione dibattimentale che queste armi fossero destinate per il perseguimento di un obiettivo comune? Dov'è la prova della conoscenza degli altri sodali della disponibilità di queste armi da parte di alcuni soggetti? Poiché quindi manca la prova di questi elementi essenziali, io credo che laddove questo Tribunale invece dovesse ritenere provato questo reato, si potrà al più pervenire a una condanna a titolo di concorso
di persone in quel singolo reato, ma non possa essere questo reato assolutamente riconducibile nell'alveo del reato fine del reato associativo. Mi avvio pertanto alle mie conclusioni chiedendo in via principale per il capo 1 assoluzione perché il fatto non sussiste. Capo 29 per non aver commesso il fatto o in subordine assoluzione ai sensi del 530 secondo comma. Capo 33 assoluzione quantomeno ai sensi del 530 secondo comma. In estremo subordine minimo della pena, e in punto di pena vorrei fare delle brevissime osservazioni all'esito della requisitoria del pubblico ministero e delle richieste che la stessa ha formulato. La Procura ha ritenuto di dover considerare le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Io ritengo che, con specifico riferimento alla posizione del mio assistito, per tutte le ragioni che ho indicato nella parte introduttiva di questo mio intervento, e quindi per le ragioni personali, per l'ottimo comportamento processuale, per la sua partecipazione assai limitata nel tempo, allo stesso possono essere concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti. E ritengo anche che l'aumento per la continuazione richiesto dal pubblico ministero nella misura di 2 anni sia effettivamente sproporzionato rispetto alla contestazione di 2 soli reati fini, e quindi credo e chiedo a questo Tribunale che in ipotesi di condanna si voglia pervenire ad un aumento per la continuazione più contenuto. Grazie. Grazie Avvocato. Allora, mi sa che le conclusioni per oggi sono finite qui, a meno che qualcuno di voi non voglia aggiungersi, ma mi sa che non c'è. Quindi noi adesso rinviamo all'udienza prossima, che è quella di mercoledì prossimo, e che dovrebbe essere aula A. È così, dottor Bosso? Comunque, aula B. Ore 9:30 e sono calendarizzate le conclusioni di Napoli, Kevin, Perrulli, Bacciarello, Capobianchi, Belletti, Velletrani. Allora, gli adempimenti di chiusura di udienza sono sempre gli stessi, che significa dispone la videoconferenza, dovrebbe essere già disposta se ricordo bene. Ok, coloro che sono agli arresti domiciliari sono autorizzati a venire mezzi propri senza scorta, coloro che sono all'obbligo di dimora fuori dal territorio di Roma sono autorizzati a venire a Roma per partecipare all'udienza, quelli che sono in misura cautelare per altra causa sono destinatari dell'ordine di traduzione, quindi dispone la traduzione. A meno che, e poi se si fanno autorizzare, insomma, va bene, è un problema degli altri giudicanti. C'è forse un detenuto che vuol dire qualcosa. Adesso da qui non distingo chi dei due. No, sta mettendo la mascherina. Ok, va bene, l'udienza è tolta allora. Le 12, ce l'abbiamo.